Amici, benvenuti anche oggi nel sito, nel diario e nel canale del vostro maretto veneziano. Oggi vi voglio spiegare un po' queste egregore. Le egregore cosa sono, chi le crea e per quale motivo, praticamente, o diciamo lo scopo per cui le persone creano le egregore, anche se le egregore generalmente ci sono anche in natura in varie sue forme. C'è l'egregore della natura, l'egregore del mare, del sole, insomma ci sono varie egregore. L'egregore delle montagne, tutto può essere un egregore, ma l'essere umano ha trasformato l'egregore in un'arma, in qualcosa di estremamente positivo in un certo senso, ma anche negativo. Mi sono reso conto che alcune persone non possono vedere o non hanno visto le mie pillole sul tubo, che ne ho fatte più di 1300, in cui ho parlato e ho spiegato bene in dettaglio queste egregore. Qui farò un piccolo excursus molto veloce, tanto per ravvivare un po' questo discorso. Di solito le egregore, nell'umanità o nel genere umano vengono create da gruppi misterici che vogliono, in un certo senso, usare queste forze, in modo, coercitivo, in modo che le persone non si rendano conto che vengono praticamente, manipolate da queste forze. Ma adesso, vediamo un po' come, generalmente vengono create. Fondamentalmente vengono create dal nostro pensiero umano, cioè praticamente noi quando pensiamo o facciamo in modo ripetitivo certe azioni, automaticamente, creiamo delle forze pensiero e queste forze pensiero se vengono canalizzate, da dei maghi, da degli esoteristi, da persone che sanno come fare, possono dargli un qualsiasi tipo di forma e questo qualsiasi tipo di forma prende un certo tipo di vita. Possono essere messe queste egregore dentro degli oggetti, infatti fuori da case, palazzi, castelli c'erano delle forme di leone e dentro queste forme di leone i maghi mettevano, per proteggere il castello e le fortezze, mettevano delle egregore difensive. Il problema dove sta nell'egregore? Il problema dell'egregore sta che se queste egregore a un certo punto diventano forti, cosa fanno? Fanno in modo che, se uno si stacca da questo gruppo, le egregore, visto che vivono dell'energia di queste persone, possono teoricamente, anzi toglierei il teoricamente, aggredire e in un certo senso prosciugare le energie dei propri sodali che fanno parte di queste egregore. Ci sono gruppi misterici, ad esempio, che l'egregore mette dentro il nome. Infatti ci sono gruppi misterici che quando si sciolgono, magari sono stati costruiti anche a livello legale dal notaio, nascono delle guerre, a livello legale per tenersi questo nome, perché dentro il nome c'è l'egregore, ad esempio, no? Però il problema principale di un egregore è che coi social, no, succede spesso che delle persone, rifacendo perpetuamente determinate azioni o anche determinate dicendo determinate frasi, ehm, creano e, rinforzano queste egregore. Il problema è che chi le ha create automaticamente è il padrone del vaporetto. Buongiorno Marzia, grazie di avermi salutato. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna stare attenti in un certo senso, entrare in questo circolo virtuoso all'inizio, ma poi negativo per il semplice fatto che, questa egregora, se voi vi staccate da questo sistema, ad esempio ci sono chiese di Stato che periodicamente ogni domenica, ogni giorno della settimana, creano dei piccoli riti che poi chiamiamoli culti, messe, chiamatele come vuoi, formano questo forza vibrazionale e in un certo senso ingrassano l'egregora. Il problema di base è sempre questo, che l'egregora quando diventa forte, diventa così un genio e se qualcuno vuole lasciare questa forma di "cerchio" tra virgolette magico che si crea ripetendo sempre determinate azioni, determinate parole, l'egregora se ne accorge e cerca di, succhiarvi questa energia in altri modi. Ecco, questo è un piccolo excursus per quelle persone che non hanno ancora capito cosa vuol dire ripetere certe frasi, certe parole, in modo da creare,
certe situazioni benevole. Le situazioni benevoli le crea l'egregora, non la parola. Il problema è che il giorno che lascerete praticamente questo cerchio magico che viene creato con questa ripetizione, automaticamente questa egregora, accorgendosi che voi state lasciando il vaporetto, cercherà di succhiarvi l'energia. E questo si chiama egregore, che non ha niente a che vedere con gli elementali. Gli elementali è un altro discorso, che parlerò in altri video. Bene, io penso di essere stato esaustivo, vi chiedo anche se non l'avete ancora fatto, visto che questo è un primo, tra virgolette, excursus e praticamente anche tentativo di comunicazione tramite questo social molto potente di Face. Questo video sarà ripetuto anche sul tubo. Chi non si è iscritto ancora nel canale del tubo del Maretto Veneziano, lo invito. Vi ricordo che abbiamo anche il sito del capitano.altavista.org, il legale del Maretto Veneziano, e vi invito a scaricare gli ebook gratuiti che ci sono. C'è anche una sezione e shop a pagamento. Bene cari amici, io penso di aver detto tutto. Buongiorno e alla prossima. Se volete, in futuro, sempre su questo social, si potranno fare verso le 11 delle sibille interattive gratuite per chi vorrà partecipare. Lasciatemi un commento così che io vedo se c'è abbastanza richiesta e bisogno di questa possibilità. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.